Roberto Castagner, fondatore, titolare di Distilleria Castagner, innanzitutto che periodo sta vivendo la sua azienda? Avete registrato anche una crescita di fatturato a doppia cifra, e quindi come si affronta questo periodo anche di congiuntura economica difficile e soprattutto come spiega anzi questa cifra, appunto questa doppia cifra di crescita uscendo da un periodo post-pandemico, quindi molto complesso? Sì, io dico sempre ai miei collaboratori tutti i giorni che noi prima di distillare grappa dobbiamo distillare ottimismo. L'ottimismo è proprio il sale del mercato. Chiaramente tutti i dati che ci arrivano dal post-Covid, che già quello ha martoriato il nostro settore, per il settore fuori casa, bar e ristoranti chiusi, quindi abbiamo avuto un periodo molto duro, quasi 2 anni. C'è stata una ripresa nel consumo a casa, ma dopo subito è arrivata questa crisi, diciamo ancora prima della guerra, una crisi dovuta alla ripartenza, quindi materie prime aumentate del 30-50%, energia elettrica ha cominciato a salire del 50-100%, il metano, che è uno degli elementi che in Italia ne consumiamo miliardi di metri cubi, che era l'elemento diciamo proprio di energia più facile e anche più sostenibile, più ecologico, è aumentato con il mese di settembre di 10 volte. Quindi la situazione generale è molto brutta, però dico forse gli italiani proprio nel momento di difficoltà tirano fuori il meglio di se stessi. Io già un anno fa ho pensato che questo era lo scenario in cui ci trovavamo. Chiaramente i risultati buoni del 2021-22 sono frutto di anni prima. Noi abbiamo da sempre, io sono nato 25 anni fa per ultimo in una grande tradizione, quella della grappa. Mio padre non faceva grappa, io ho voluto portare la mia professionalità di enologo ma anche di ricercatore, perché ho sempre cercato di fare quello che non c'era. Avevo visto allora ai miei 40 anni che la grappa andava innovata sia nel gusto ma anche nel packaging ma anche nella comunicazione. E siamo riusciti a conquistare, fino a 15 anni fa, 10 anni fa il consumatore medio della grappa aveva più di 50 anni, oggi il consumatore tipo nostro da 35 a 50 anni, le donne rappresentano il 20% del mercato, il centro-sud consuma più del 20% della grappa rispetto al 10% 10 anni fa. Tutto questo ci ha fatto trovare pronti a questo cambio generazionale, a questo cambio di gusto. La grappa barricata è stata diciamo, il salto di qualità, per cui non solo grappa bianca da correzione nel caffè, ma anche grappa da degustare. Io nel 1997 ho messo via le prime 50 barrique, allora quasi nessuno le metteva via e oggi ne ho più di 3000, quindi questo è stato il grande segnale di innovazione. Il mio mito era il cognac, avevo visto che già loro in 300 anni di storia erano riusciti a portare il cognac a tutto il mondo e dico perché la grappa no. E quindi il successo degli ultimi anni è stato dovuto proprio a questa visione di far crescere la grappa non più come un distillato povero ma come un distillato di alta qualità, da degustare, addirittura da gratificarsi, perché chi beve una grappa di 10-20 anni sa che sta bevendo un patrimonio italiano. Guardando al futuro e parlando ai giovani imprenditori, lei che appartiene diciamo alla vecchia guardia, chiamiamola così, che consiglio si sente di dare ai giovani imprenditori e soprattutto come possono affrontare questa congiuntura difficile? Io credo che questo momento difficilissimo, che non durerà molto, secondo me già nel 2024 avremo segnali di ripresa, parlo a livello mondiale, perché o succede veramente un patatrac o comunque riprenderemo. Essere pronti con un'azienda snella, moderna, gestita bene, con sostenibilità, quindi anche con consumi energetici molto bassi, che non era una priorità finché c'era tutto sto metano qua, farà la differenza. È chiaro che poi bisogna trovare passione in quello che si fa, non bastano i mezzi, e quindi io credo che insieme alla famiglia, se vogliamo, il lavoro deve essere un'opportunità proprio di riscatto e anche di benessere, e soprattutto in questo momento qua dico, dobbiamo distillare solidarietà. Ecco, non c'è dubbio che nel momento in cui di grande difficoltà l'imprenditore deve mettere tutto quello che ha per tenersi cari i dipendenti, farli guadagnare il più possibile, perché la ripresa è solo aumento di consumi e quindi se li impoveriamo troppo, la società media, la ripresa sarà molto più lenta. Quindi teniamo duro, i giovani devono sacrificarsi un po' di più, nel senso che erano abituati anche a un benessere forse esagerato, quindi tutto era possibile, ma parlo anche, io ho già dei nipoti, quindi dico un modello di telefonini in meno e un po' di risparmio in più anche per loro. E se questo passerà, io credo che c'è tanto talento oggi, no? Io vedo anche i giovani che lavorano qua, sono talentuosi, hanno un'apertura mentale che non avevamo noi perché avevamo mezzi limitati, e proprio questo sarà l'energia nuova, cioè nuovi talenti che produrranno dei beni che oggi sono impensati
e che faranno, diciamo, il benessere del futuro. Allora, lo scopo principale di un'azienda è il guadagno, cioè se un'azienda non ha l'obiettivo di guadagnare è destinata a chiudere, e quindi per guadagnare l'azienda deve fare innovazione, avere costi, diciamo, adeguati e soprattutto una rete vendita molto importante, girare il mondo e vendere i prodotti in tutto il mondo. Questo è il segreto del Made in Italy, noi dobbiamo vendere valore aggiunto. Ma dentro a questo c'è anche il territorio, noi viviamo dentro un territorio che ha problematiche qualche volta anche difficili. Gran parte, pensate, di oggi delle persone che vengono assunte per fare, diciamo, gli operai o comunque anche in impianti sono extracomunitari, quindi dobbiamo fare formazione a queste persone, inserirli in una società e cercare di dare uno stipendio perché siano tra poco dei cittadini italiani a tutti gli effetti. Quindi io credo che il futuro è proprio nel riversare in questo momento qua nel territorio le risorse in più che abbiamo, cercare proprio i bisognosi, cercare di aiutarli, perché non esiste una società che sta bene se poi qualcuno soffre vicino a te. Io da sempre ho avuto questo insegnamento, quindi il premio fuori classe è anche solidarietà, devolviamo tutti gli anni una cifra importante a persone che hanno dei bisogni, ma io credo proprio nello spirito aziendale. Pensate che la distilleria vive di sottoprodotti. Cosa vuol dire? Che noi recuperiamo già un bene che andrebbe scartato per creare del valore aggiunto. Quindi c'è una filiera che porta, come una volta, a non buttare via niente, a far tesoro. Le bucce, pensate, vi raccontavo prima, non solo sono, diciamo, il valore delle bucce d'uva per fare la grappa, che oggi esportiamo in tutto il mondo, ma anche come energia del futuro. Noi abbiamo convertito i nostri impianti a combustibile povero, che vuol dire una volta distillata la vinaccia, la essicchiamo, facciamo una polvera che mettiamo dentro le nostre caldaie e nei nostri forni. Questo vuol dire, l'altro anno avevamo consumato una quantità di metano incredibile, quest'anno riduciamo del 90% del nostro consumo. Vuol dire che nel momento in cui gli italiani sono chiamati a cambiare il proprio futuro siamo pronti. Ecco, non possiamo essere pronti solo con i prodotti o col benessere, diciamo, dell'azienda se non salvaguardiamo il territorio, quindi chi ha più bisogno di noi essere aiutato, perché poi diventerà il consumatore del futuro. Grazie Roberto Castagnier, fondatore e titolare di Distillerie Castagnier. Grazie a voi.